Il leader dei pentastellati, il ministro Di Maio, ieri a Porto Empedocle, davanti al comune, monta la protesta contro il sindaco Carmina Cancelleri, presenta un tavolo tecnico sui lavori dell'Agrigento-Caltanissette e Agrigento-Palermo. Al viale della Vittoria, dopo il doppio cedimento del cornicione del Palazzo Liberty, riaperto il passaggio pedonale, ma il ritorno alla normalità è ancora lungo, gravi danni causati dal maltempo al porto di San Leone. La Giunta Castellina approva il bilancio, il terzo comune siciliano, uno dei primi del meridione. Il Consiglio Comunale potrà scegliere e non subire i 12esimi. Oggi e domani si potrà far beneficenza acquistando un presepe di cioccolato a Porta di Ponte ad Agrigento. Domani il Santa Cecilia festeggia la Santa Protettrice animando la messa alla Basilica dell'Immacolata. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Tour in Sicilia e tappa d'Agrigento del Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. L'ex Ministro dello Sviluppo Economico era già stato nel pomeriggio a Sciacca e poi a Porto Empedocle. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Visita ieri a Porto Empedocle ad Agrigento del Ministro degli Esteri onorevole Luigi Di Maio, nonché capo politico del Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato alla presenza al vertice dei ministri degli esteri del G7 per venire in Sicilia a visitare i luoghi che sono stati colpiti dal maltempo e anche per bilanciare a sua detta la presenza dello Stato a quella avvenuta in questi giorni per l'alluvione a Venezia. Di Maio è arrivato a Porto Empedocle con circa un'ora di ritardo, con un centinaio di fan che lo hanno accolto e ha intrattenuto i presenti nella piccola sala del comune empedoclino. Non più di una cinquantina di persone presenti, rigorosamente scelte dal sindaco Ida Carmina, che lo ha accolto, oltre alla presenza delle forze dell'ordine, del prefetto, del questore e degli altri esponenti dei corpi militari, senza rilasciare alla fine alcuna intervista ai giornalisti presenti all'incontro. Ha preferito andare in via Roma per farsi del selfie con i suoi simpatizzanti. Di Maio nel corso del suo intervento ha sottolineato l'aiuto dato al comune empedoclino, ma anche agli altri comuni che sono in dissesto. C'è bisogno di un aiuto, ha affermato Di Maio, dello Stato verso i comuni in deficit. Attualmente sono impegnato in questo periodo a promuovere i nostri prodotti all'estero, in particolare delle esportazioni. Il nostro Paese deve aumentare gli scambi commerciali con gli altri, valorizzare il nostro Made in Italy. Le nostre aziende producono troppo poco per soddisfare le richieste dei mercati esteri. Di Maio ha poi spiegato le ragioni della rottura con il governo Salvini, intervenendo in particolare sulla modifica del reddito di cittadinanza, che nella nuova stesura vedrà impiegati chi percepisce il reddito anche nelle pubbliche amministrazioni. Poi il comizio ad Agrigento con l'onorevole Michele Sodano e la deputazione del partito. Di Maio ha così elencato una serie di successi ottenuti nel corso dei suoi 18 mesi con il governo, con la Lega. Vi ringrazio, grazie signor Prefetto per essere qui, la signora Questore, le nostre forze dell'ordine, grazie al Comandante e a tutti voi che siete qui. Per me è un piacere essere a Porto Empedocle, mancavo da un po', però la vostra Sindaco non ha mai fatto mancare le esigenze di Porto Empedocle. Noi abbiamo una chat dei sindaci che è assediata da Ida per tutte le questioni che riguardano il vostro comune, la vostra terra, a buon ragione, perché è veramente un comune che ha tante difficoltà, che porta con sé molte questioni storiche dei comuni. E se riusciamo a risolvere i problemi e a rimettere veramente in sesto un comune come Porto Empedocle, riusciamo a creare un modello d'azione per tutti gli altri comuni. Lo facciamo anche con interventi di legge che, dico con molta onestà, non si potrebbero neanche fare perché sono interventi proprio settoriali, però l'anno scorso, quando è stata l'ultima legge di bilancio, abbiamo cercato di intervenire il più possibile con norme da Roma per permettere a questo comune di respirare. È un'esigenza che riguarda tanti comuni del sud, riguarda i bilanci in dissesto, riguarda le condizioni dei servizi sociali. E per come sono messi oggi molti comuni, io sono campano, quindi conosco tanti problemi del nostro territorio, dei nostri territori. C'è bisogno di un aiuto dello Stato centrale e c'è bisogno di fare squadra tra istituzioni. Noi ci proveremo, lo continueremo a fare, non solo col sindaco, ma sanno tutte le regioni, sanno tutti i comuni d'Italia che al di là del colore dobbiamo stare insieme per cercare di risolvere i problemi dei territori.
e sono contento di essere qui nella Casa Comunale. Vi ringrazio per l'affetto, ringrazio tutta la comunità di Porto Empedocle, perché qui fuori c'erano tante persone che sono venute a salutarmi. Sono molto impegnato in questo periodo sul lavoro che riguarda la promozione delle eccellenze dei territori all'estero. Io ho voluto tanto che al Ministero degli Affari Esteri ci si cominciasse ad occupare di nuovo, dopo tanti anni, delle esportazioni, perché stavano presso un altro ministero. Un ministero che si occupa di esteri, che vuole fare diplomazia, relazioni. Il suo più grande strumento sono le imprese e i prodotti di un territorio. Se noi non lavoriamo a migliorare gli scambi commerciali con paesi dove ci sono nuovi ricchi che vogliono mangiare le cose che si producono qui, vogliono comprare le cose che si producono qui, ma non sanno come fare per raggiungerle, e allora siamo poco furbi, perché tanti altri paesi nel mondo, anche europei, che hanno meno di noi, riescono a fare scambi commerciali con altri stati, con altre nazioni molto più forti. Pensiamo solo alla Cina. Noi abbiamo per anni visto i prodotti cinesi venire in Italia, ma dobbiamo invertire il trend, perché lì ci sono milioni di nuovi ricchi ogni anno che vogliono mangiare cose buone e comprare cose ben fatte, cioè made in Italy, ma anche dico made in Sicily, cioè le cose che produciamo qui. E vi posso assicurare che andando in giro nel mondo, se l'Italia ha una grande reputazione, lo deve ai propri artigiani, ai propri imprenditori, ai propri agricoltori, ai propri pescatori, che fanno delle cose incredibili. Adesso la protesta di un cittadino empedoclino elettore pentito di aver votato la pentastellata Ida Carmina. Ieri ha manifestato con un cartellone in mano che mostra le incompiute della città. Vediamo. C'è anche chi, in attesa del ministro Luigi Di Maio a Porto Empedocle, ha voluto manifestare il suo disaccordo con l'amministrazione attiva Carmina, facendo vedere delle foto di alcune incompiute, come quelle di San Calogero Napolitano, via Magellano e Grandi Lavori, e il dottor Giuseppe Loiacono di Porto Empedocle, ex bancario, che, come da lui detto, ha anche appoggiato nel corso dell'ultima campagna elettorale l'elezione a sindaco di Ida Carmina. Semplicemente facciamo vedere la parte della città che la sindaca non farà mai vedere a Di Maio: Contrada Ciuccava, Inficherna, la via Napolitano, San Calogero Napolitano, strade dissestate, distrutte, che non esistono più, gente che soffre, che non ne può più. Facciamo vedere la via Roma pulita. Io faccio vedere l'altra parte della città, semplicemente, quello che non faranno mai vedere. Una vergogna. Perché questo astio verso questa amministrazione? Ma non è astio, è lei che si è messa contro tutti. Io l'ho votata e l'ho fatta votare. All'indomani si sono chiusi a riccio perché loro sono i buoni, tutto il resto del paese i demoni. E poi non hanno fatto nulla, ma di nulla, ma di nulla. 3 anni senza bilanci. Per fare un bilancio hanno ingaggiato una ditta di Sommatino, non so di dove, a 24.000 euro più IVA. Non hanno un progetto europeo, nessun progetto tecnico, un paese allo sbando, un paese che ha semplicemente, e dispiace dirlo, 917 redditi di cittadinanza, uno ogni 18, che è una cosa che da un punto di vista fa piacere che la gente, insomma, venga aiutata, ma dall'altro dimostra che è un paese allo sbando, un paese dove non c'è niente, e ha la faccia tosta, permettetevi di dirlo, di dire che la città si sta riprendendo. Oggi hanno chiuso 2 attività, Yellow se ne va ad Agrigento e Salmoriglio, un altro ristorante di nicchia, che se ne va pure ad Agrigento, chiuderà tra qualche giorno. E lei continua a dire che Porto Empedocle sta rinascendo. Io credo che non abiti a Porto Empedocle, ma non so dove abiti, non so in che realtà vive. Viabilità, tavolo tecnico ad Agrigento con il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, appuntamento dedicato alla crisi dei cantieri della società CMC, che oggi mette a rischio il completamento della statale 640 e lavori in corso sull'Agrigento-Palermo. Il vice ministro ha tracciato una roadmap dei lavori da realizzare, parlando anche del futuro dei viadotti Acragas 1 e 2. Arturo Cantella. Si è svolto ieri presso la sala conferenze del Palazzo dei Filippini ad Agrigento un vertice alla presenza del vice ministro con delega alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri per parlare di 2 strade incompiute da anni, quella relativa all'Agrigento-Palermo e quella che porta da Canicattì Nord con collegamento a Caltanissette all'autostrada per Catania-Palermo. Un incontro che ha visto protagonisti anche i rappresentanti dell'ANAS e della CMC, azienda in stato di concordato preventivo, presenti anche il sindaco della città Firetto, il prefetto, i rappresentanti di Diventerà Bellissima per conto del presidente della Commissione Ambiente, esponenti anche di altri partiti, il PD, parlamentari di 5 Stelle.
Cancelleri ha affermato con fermezza: sulla Palermo-Agrigento ha aggiunto abbiamo un impegno di chiusura dei lavori entro il 2020 e stiamo individuando entro l'anno in corso anche chi dovrà realizzarli, tempi più lunghi invece per l'Agrigento-Caltanissetta, ma anche lì vedremo alla fine delle problematiche. Entro la fine dell'anno riapriremo però il tratto fino alla Grande Galleria, poi la seconda fase più complessa vedrà le attività di completamento da lì fino all'autostrada A19 Catania-Palermo. Stiamo sciogliendo tutti i nodi con la fermezza di non voler mai più né rimandare né neanche scherzare, perché la Sicilia non ha più bisogno di perdere tempo. Quindi sulla Palermo-Agrigento lavori conclusi entro il 2020 e questo è un impegno che ci stiamo prendendo e dentro la fine di quest'anno sapremo chi effettuerà anche i lavori. Non ci sono problemi di soldi, c'è semplicemente un problema di mancanza di volontà che in questo momento abbiamo finalmente risolto. Sulla Caltanissetta-Agrigento lavori un po' più lunghi, ma finalmente si vede anche lì la fine, diciamo, di questi problemi e attraverso un lavoro con Cassa Depositi e Prestiti speriamo anche di risolvere il problema riguardo ai creditori, tanti creditori di aziende siciliane che aspettano tanti soldi dalla CMC, quindi risaniamo un tessuto sociale lavorativo e soprattutto ridiamo ai cittadini strade finalmente aperte e funzionanti. Attualmente si sta lavorando sul tratto vicino a Caltanissetta, ma entro la fine dell'anno noi dovremmo riuscire ad aprire la carreggiata per intero da Agrigento fino alla grande galleria che c'è prima di Caltanissetta. I lavori, quelli più importanti, riguarderanno la galleria, l'attraversamento della galleria per l'innesto alla A19. Per quello dovremmo avere un attimino più di pazienza, ma essendo un lavoro enorme finalmente però abbiamo messo nero su bianco quale sarà la fine dei lavori. Io spero davvero di poter portare ai tanti cittadini di Agrigento e di Caltanissetta, di tutti i territori, la buona notizia che finalmente si comincia a lavorare seriamente in quel cantiere. Agrigento-Palermo, quali sono le criticità che stanno emergendo? No, c'erano tante criticità, adesso le abbiamo tutte risolte. Entro la fine di questo mese annunceremo quali aziende effettueranno i lavori e daremo anche le tempistiche, ma non andranno oltre il novembre del 2020. Questo è un impegno che oggi mi sono preso davanti al sindaco Firetto e davanti ai tanti rappresentanti del territorio e questa è una cosa importante perché ci teniamo. Ecco, questa riunione qui ad Agrigento con tutti i partner anche di CMC, quali sono le difficoltà in generale che stanno emergendo maggiormente e dove magari ci sono più problemi? Non ci sono, diciamo, problemi di nessun tipo, ecco, stiamo cercando di affrontare quelle che sono i temi più importanti. Si è parlato dell'Agragas 1 e dell'Agragas 2, anche qua impegni da parte di ANAS, io li voglio sempre con me ai tavoli perché devono dare risposte ai territori e ai sindaci che spesso poi devono rispondere ai cittadini. Siccome questo è un lavoro importante che poi i sindaci devono fare sul territorio ed è giusto che abbiano le risposte dettagliate. Quelle che poi sono le funzionalità di questi tavoli servono anche a far vedere che non stiamo mollando la presa neanche come Ministero e neanche come Governo. La presenza dello Stato sui territori è fondamentale perché fa capire ai cittadini che non ci siamo dimenticati. Per troppo tempo questa è stata una terra spesso dimenticata, ecco, da chi governava questo Paese. Oggi non lo è più, ma con grande responsabilità stiamo cercando di dare le risposte. A volte riusciamo a raccontare notizie buone, altre volte sono meno buone, però con la certezza di riuscire a risolvere i problemi nel breve e medio periodo. Anche Toninelli era stato ad Agrigento dicendo queste cose, però ancora parliamo. Ebbene, questa è una buona domanda, però la risposta è che io non sono Toninelli, quindi l'impegno da siciliano che mi prendo è quello di portare a casa i risultati e soprattutto di far vedere davvero come avverrà. Saremo su questi cantieri ogni 10 giorni, l'ho promesso ed è da 2 mesi che ogni 10 giorni sono su questi cantieri a vedere quello che sta accadendo, quindi continuiamo e continuate a raccontare quello che avviene ovviamente sia nelle parti buone che anche nelle parti meno buone. Quali sono le criticità che stanno emergendo maggiormente nel corso di questo incontro qui ad Agrigento con il Ministro Cancelleri?
La criticità principale nell'avanzamento dei lavori della Palermo-Agrigento e dell'Agrigento-Caltanissetta sono dovuti purtroppo alla situazione finanziaria del contraente generale, che come sappiamo è da qualche mese in concordato, e quindi stiamo cercando con il supporto, con il coordinamento da parte del Ministero delle Infrastrutture di poter riprendere le fila e poter sbloccare i cantieri per ridare alla collettività opere fondamentali. Ecco, che tempi si prevedono? Il Ministro è molto ottimista, però dico, voi che siete il braccio operativo, che risposta date? Sicuramente dobbiamo differenziare la situazione del cantiere di Bolognetta sulla Palermo-Agrigento dalla situazione di Empedocle. Su Bolognetta il cantiere è già tuttora in avvio, non ci sono grosse criticità, si tratta soltanto di poter riavere da parte del contraente generale una solidità finanziaria che consenta di riprendere i lavori a pieno ritmo, così come ne ci aspettiamo che sia. Quindi i lavori potrebbero essere completati entro la fine del prossimo anno, massimo primi mesi nel 2021. Più complicata sicuramente la situazione anche dal punto di vista tecnico sul cantiere di Empedocle. ANAS ci sta mettendo comunque il massimo impegno, soprattutto dobbiamo precisare che ANAS dà tutta la disponibilità sia dal punto di vista finanziario sia la possibilità di pagare regolarmente i lavori eseguiti. Senta, per il viadotto Morandi come mai non partono ancora i lavori? La notizia è che in realtà sul viadotto Morandi i lavori sono partiti, stiamo lavorando sulle pile del viadotto Acragas 2, sapete che il viadotto Morandi in realtà si divide in due viadotti, il consolidamento è partito dalle pile, i lavori sono stati consegnati già prima dell'estate, c'è stato un pochino di rallentamento iniziale, ma attualmente sono in corso e progressivamente... Che tempi pensate di... Ci saranno diverse fasi, per cui saranno completati per fasi, perché sono stati appaltati mediante accordo quadro, quindi prevedono realizzazione sia sulle fondazioni, sia sulle pile, sia sugli impalcati. Nella nostra provincia prevedete interventi, considerando che sono state diverse situazioni di alluvioni, allerta meteo durante questo mese? L'attività di ANAS sulla manutenzione programmata in realtà è attiva e massiccia su tutto il territorio siciliano, basta pensare che nell'arco di 3 anni abbiamo triplicato quella che è la spesa effettiva per manutenzione, per interventi di manutenzione. Oggi spendiamo oltre 80 milioni di euro l'anno sulla rete contro i 25-30 di qualche anno fa. In particolare in provincia di Agrigento ci sono tantissimi cantieri in corso, proprio fra Agrigento e Porto Empedocle abbiamo il viadotto Salsetto, il viadotto Spinola, di prossima attuazione abbiamo il viadotto Re, il Maddalusa, l'Ipsas. Tra l'altro dobbiamo cercare di contemperare fra due diverse esigenze, da un lato la necessità di attivare i cantieri per poter recuperare un gap manutentivo che purtroppo abbiamo su tutta la rete, in realtà anche a livello nazionale, dall'altro quello di dover commisurare la presenza di cantieri che inevitabilmente creano disagio alla circolazione con esigenze di mobilità che ha la collettività. Una domanda, nel vicino Casteltermini sull'Agrigento-Palermo c'è un ponte che da diversi anni che è col semaforo, pensate di sistemarlo al più presto? Ci abbiamo pensato, l'intervento è in programmazione, abbiamo un progetto già completato, già definito per la ricostruzione di un nuovo ponte che abbia migliori caratteristiche dal punto di vista idraulico, oltre che ovviamente strutturali e funzionali, accanto al viadotto Milena esistente. Stiamo avendo un po' di perditempo dovuti a questioni autorizzative, in particolare per quello che riguarda la compatibilità urbanistica del nuovo ponte, che è praticamente con la stessa lunghezza dell'esistente, realizzato a fianco e non al posto dell'esistente, proprio per garantire la viabilità durante la fase dei lavori. Il procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento, Salvatore Velle, in seguito alla richiesta avanzata dall'avvocato Angelo Farrugia, che rappresenta gli interessi dei condomini del Palazzo Liberty, e sentiti i pareri del consulente tecnico della Procura, l'ingegner Palizzolo, del consulente di parte Lombardo e del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ha autorizzato l'apertura di un corridoio di passaggio sul lato sud del viale della Vittoria, porzione che era stata interessata dal sequestro in seguito al doppio crollo di parte di un cornicione verificatosi il 18 e il 29 settembre. La Procura dunque ha dato il via libera alla creazione di un passaggio che rappresenta una boccata d'ossigeno per residenti e commercianti, un piccolo passo verso il ritorno ancora lungo alla normalità sconvolta dai due eventi che fortunatamente non hanno causato vittime ma ingenti danni all'economia e alla
viabilità. I lavori di messa in sicurezza sono in corso da ormai oltre 2 settimane, sono condotti dalla ditta di Marsala Alta Quota. La procura con il PM Antonella Pandolfi a seguito del crollo ha aperto un'inchiesta iscrivendo sul registro degli indagati come atto dovuto 28 persone. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, rileva che il porticciolo turistico di San Leone, malconcio ed abbandonato a se stesso, ha subito gravi danni dalla mareggiata degli scorsi giorni. La furia del mare ha rovinato la barriera Frangifrutti, il muro paraonde è stato spostato e in parte è crollato, mentre un lungo tratto del molo di Ponente rischia di cedere. È necessario, dice Mare Amico, un intervento urgente da parte della Regione siciliana e del Genio civile per evitare ulteriori danni. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. La Giunta Municipale di Palma di Montechiaro approva il bilancio di previsione 2019. Il terzo comune siciliano è uno dei primissimi del meridione d'Italia che si è dotato di questo strumento. Il bilancio ammonta a oltre 73 milioni di euro, dovrà essere adesso votato dal Consiglio Comunale. In questo modo, dice raggiante il sindaco Stefano Castellino, non c'è il rischio di mettere in pericolo i servizi che l'ente eroga per la cittadinanza. I capi area avranno l'opportunità di studiare per tempo gli interventi da attuare. Il Consiglio Comunale in questo modo non sembra un semplice passacarte, ma sarà giustamente protagonista perché potrà apportare delle idee per migliorare ulteriormente la vivibilità dei concittadini. Quando conclude il primo cittadino ci siamo insediati, abbiamo trovato un comune con il bilancio del 2016 approvato nel febbraio del 2017. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre, lunedì prossimo, come data della ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad Agrigento già da oggi diverse le iniziative negli istituti scolastici della città, in particolare nella sede distaccata del Liceo Politi in via Mazio Cimarra, un convegno intitolato Mi riprendo il mio sorriso. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Servizio Aziendale Sociologia ASP di Agrigento e con il Centro Antiviolenza e Antistalk Telefono Aiuto di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Lunedì è la festa contro la violenza delle donne, c'è una mobilitazione generale. Oggi il vostro istituto ha deciso di parlarne con qualificati esperti. Abbiamo visto anche una corata partecipazione anche degli alunni. Quanto sono importanti momenti come questi, Presidente? Ma sono momenti importantissimi di fondamentale valenza culturale e formativa per i ragazzi, perché la tematica in questione, la violenza contro le donne, è una tematica, è un fenomeno che ultimamente è molto alla ribalta nelle cronache nere quotidiane, e quindi penso che momenti come questi possano far capire essere dei momenti importanti di prevenzione proprio per diffondere la cultura della non violenza, soprattutto della violenza contro le donne. Anche perché spesso nelle scuole si è vittima di violenza tra ragazzi, bullismo, anche nelle scuole bisogna iniziare a parlare, a dire anche le cose come stanno. Esatto, soprattutto nella scuola, perché è proprio dalla scuola che deve partire questo messaggio educativo, culturale di ripristino e consolidamento di valori sociali che portano ad una pacifica convivenza e quindi ad un'ulteriore consapevolezza delle competenze di cittadinanza attiva che portano proprio alla pacifica convivenza dei giovani e di tutti in generale. Iniziamo già da oggi a parlare di violenza sulle donne, ma in realtà Telefono Aiuto ne parla tutto l'anno. Giorno 25, lunedì, sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e come ogni anno organizziamo molte attività, soprattutto con le scuole, proprio perché i ragazzi siamo convinti che, essendo la società del domani, dobbiamo partire da loro per far nascere in loro la consapevolezza di quello che è l'amore. Si parla molto spesso di sentimenti, ma si scambia molto spesso questo amore per l'altro in un amore malato, tra virgolette, quando appunto parliamo di violenza sulle donne. Allora oggi vogliamo dare un messaggio diverso, che è quello dell'amore
che va insieme al rispetto e al rispetto dell'altro. Quindi quando ci si rispetta nel rapporto a due, sicuramente quell'amore non sarà mai un amore malato. Il liceo scientifico Leonardo organizza un confronto dove a parlare di violenza sulle donne sono due magistrati, due donne, la presidente del Sor Optimis Club di Agrigento, Olga Milano. Sentiamo. Oggi si parla di violenza contro le donne in un interessante dibattito che vede protagonisti qualificati, con i ragazzi rispondere alle loro domande. Sì, oggi ospitiamo la dottoressa Vaccaro, procuratore della Repubblica per i minori a Caltanissetta, la dottoressa Occhipindi, magistrato alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, per discutere di violenza con due donne magistrato, assieme ai nostri alunni che stanno animando un accesissimo dibattito su quali siano proprio gli strumenti oggi per combattere questa cultura millenaria patriarcale che di fatto ha sempre portato a considerare le donne inferiori attraverso appunto la promozione di relazioni di parità, la consapevolezza del sé e dei propri diritti. L'iniziativa promossa dal Sor Optimist è stata anche impreziosita da un monologo recitato da un'alunna del nostro istituto, la quale ha rappresentato un fatto di cronaca che ha visto purtroppo vittima una ragazza di 17 anni per mano paterna, proprio perché aveva scelto l'amore per un ragazzo italiano e ovviamente non le era consentito. Questo per dire quanto importante sia sensibilizzare le giovani generazioni, sensibilizzare ad una tematica che sicuramente attraverso la cultura trova la chiave perché gli uomini siano assolutamente uomini illuminati e lontani da certe pratiche. I ragazzi sono i nostri interlocutori privilegiati perché a loro che è rivolta una educazione che può contrastare la violenza di genere lavorando sulla parità di genere. Non è un caso che il tema è proprio dalla violenza alla parità di genere, è proprio con un percorso che di fatto è previsto, perché questa è una prima giornata, ma continueremo nei mesi successivi con dei laboratori di psicodinamica con i ragazzi per poter approfondire il tema, ma sugli aspetti proprio emozionali, di vissuti e di storia che purtroppo fanno da subistrato alla violenza. Anche l'Istituto Fermi di Aragona ha organizzato un'iniziativa volta a sensibilizzare i giovani sulla tematica dell'antiviolenza alle donne. Vediamo. Oggi l'Istituto Fermi qui ad Aragona organizza una serie di eventi dedicati alla giornata di lunedì sulla violenza alle donne, con un ricco programma dove abbiamo visto anche la partecipazione di tantissimi alunni. Sì, anche quest'anno l'Istituto Enrico Fermi è presente nell'organizzare alcuni avvenimenti in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questi incontri sono sviluppati sia nelle varie sedi, sia a Racalmuto dove ci sarà un convegno lunedì, ma quello di oggi che è qua ad Aragona. Quello di oggi è particolarmente interessante considerato che è un po' alternativo perché in realtà, a parte gli interventi da parte dei nostri ospiti, è stato realizzato in concomitanza insieme con gli avvocati di Agrigento e quindi abbiamo oggi due pièce teatrali, una che è stata realizzata dagli avvocati, appunto dicevo, di Agrigento e l'altra dei nostri alunni. Questo è un modo diverso, diciamo, di affrontare questa tematica e questo problema così veramente terribile che nonostante le leggi che esistono in realtà non si riesce ad arginare e proprio per questo diciamo che oggi questa unione tra avvocati e studenti mette in evidenza da un lato che le leggi è importante che ci siano a tutela delle donne e di chi subisce violenza, ma d'altro canto la scuola deve fare la sua parte perché è chiaro che l'educazione dei nostri ragazzi può essere importante per una vera e propria rivoluzione culturale in modo tale da sopperire laddove la legge non riesce ad intervenire. Gli avvocati di Agrigento quest'anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha voluto uscire fuori dalle aule del Tribunale per
entrare nelle aule scolastiche e questo è una prima tappa di un percorso che intende portare avanti nelle scuole proprio per mandare un messaggio di sensibilizzazione e consapevole del fatto che il problema della violenza sulle donne è più un problema di natura culturale. Quindi dobbiamo parlare agli studenti per cercare di proprio portare avanti e contribuire a quella che è veramente una rivoluzione di natura culturale per l'eliminazione del problema, che purtroppo è tutto ancora in salita. Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il 20 novembre scorso sono morte 5 persone nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio, ha deciso di attivare un canale per consentire una raccolta di fondi per assistere le famiglie degli operai uccisi nell'esplosione di mercoledì. C'è il servizio. Restano stazionarie ma critiche le condizioni di Nino Costa, ricoverato all'ospedale di Palermo per le escoriazioni riportate durante il tentativo di salvataggio disperato della madre, poi deceduta nel rogo. Migliorano invece quelle di Tonino Bagnato, ricoverato all'ospedale di Milazzo per le ferite riportate negli attimi successivi all'esplosione. È costante la presenza dei familiari dei due giovani nel capoluogo siciliano e nelle città del capo per cercare di assicurare un minimo di assistenza ai loro congiunti che sono letteralmente sotto shock per quanto accaduto nel caso di Nino, figlio del proprietario della fabbrica, ignaro del decesso della madre Venera Mazzeo, che lui ha cercato con tutte le sue forze di strappare alla morte. E il padre Vito, che per una casualità non si trovava nella fabbrica al momento dell'esplosione, a mantenere il segreto per non turbare il figlio in questo momento assai critico per la salute, e quando parla attraverso l'interfono l'anziano genitore spiega che la mamma è a Barcellona, un ulteriore dolore al dramma che la famiglia Costa sta vivendo. Tonino Bagnato invece sarebbe a conoscenza del decesso del cognato e del cugino Vito Mazzeo. Il figlio titolare della ditta Bagnato, quando sarà possibile, verrà sentito dai magistrati per cercare di ricostruire quanto accaduto quel maledetto pomeriggio di mercoledì. A Barcellona intanto la comunità è ancora sotto shock, anche se ha deciso di sostenere dal punto di vista materiale le famiglie delle vittime. Oltre all'amministrazione anche la società calcistica SD Igea, oltre al minuto di raccoglimento autorizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, in occasione della gara di domani ha comunicato che l'incasso dei botteghini sarà devoluto alla famiglia delle vittime dell'incendio. L'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di attivare un canale per consentire le donazioni in favore delle famiglie colpite dalla tragedia del 20 novembre in contrada Femina Morta con l'esplosione dentro la fabbrica dei fuochi d'artificio della ditta Costa. Tutti coloro i quali intendessero erogare liberalità a sostegno di chi ha patito le conseguenze del disastro dei giorni scorsi, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto mette a disposizione dei numeri di conto corrente bancario postale sui quali eseguire i versamenti. Le somme devolute saranno destinate al sostegno delle famiglie colpite in relazione alle esigenze e alle richieste di aiuto inoltrate con criteri di assoluta trasparenza. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Edilizia scolastica, il governo regionale ha già investito 500 milioni di euro e ne mette altri 580 milioni a disposizione da gennaio. I dettagli nel servizio. 500 milioni di euro già investiti dal governo regionale, altri 580 milioni a disposizione da gennaio. In tema di edilizia scolastica, il 2019 si avvia alla conclusione in maniera positiva. Dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dall'assessore all'istruzione Roberto Lagalla, in occasione della giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, questi risulterebbero i dati. Si parla di un arco temporale che va da novembre 2017 ad oggi. Nello specifico sono stati finanziati 1.576 interventi in tutta l'isola. Una parte delle risorse, pari a 270 milioni di euro, sono provenienti dall'intesa tra Stato e Regione. Entrando nel dettaglio, il servizio di edilizia scolastica universitaria dell'assessorato regionale, nell'ambito della prima annualità del piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, ha avviato 88 interventi con circa 220 milioni di euro, tra risorse ministeriali e comunitarie. Si tratta di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e adeguamenti strutturali, realizzazione di mense e strutture sportive per potenziare gli istituti scolastici come centro di aggregazione e punto di riferimento delle comunità locali. Obiettivo sostenuto anche dalla sperimentazione del tempo pieno, che attualmente coinvolge 15 istituti fra quelli aventi sedi nei contesti a maggiore rischio di dispersione scolastica.
A questi si uniscono gli interventi finanziati con il recupero di economie precedenti, circa 90 milioni di euro, risalenti anche a oltre 10 anni fa e non utilizzate. 21 milioni del piano triennale 2018-2020 sono stati utilizzati per 950 verifiche di vulnerabilità sismica, propedeutica indispensabili per il successivo avvio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli edifici scolastici. Altri 10 milioni sono serviti invece per l'adeguamento antincendio di 227 immobili. Dal Fondo Comuni e Province sono stati recuperati inoltre 100 milioni di euro per 94 interventi di adeguamento strutturale degli edifici, ai quali si aggiungono altri 11 milioni per ulteriori 12 lavori grazie all'ex Fondo Protezione Civile. Dal 2018 a oggi sono stati erogati anche 2 milioni di euro di risorse regionali per 55 opere di somma urgenza, ovvero misure straordinarie per risolvere problematiche provocate da fenomeni atmosferici e calamità naturali, che hanno colpito la Sicilia nell'ultimo periodo. E poi ci sono i finanziamenti dedicati alle nuove costruzioni da adibire a poli dell'infanzia a 0-6 anni e scuole innovative, 8 interventi complessivi per un ammontare di 35 milioni di euro. A questi si aggiungono ulteriori 4 milioni provenienti da risorse ministeriali per 5 palestre annesse a edifici scolastici. Infine, nell'ambito del POFESDR 2014-2020 sono state previste risorse per circa 4 milioni di euro per interventi nelle aree interne, Madonie, Simeto, Calatino, Nebride e Terre Sicane, ed altri 4 milioni destinati al GAL, i gruppi di azione locale, Terre di Aci, Golfo di Castellammare, Sicilia Centro-Meridionale e Metropoli Est. E altre risorse sono previste per il futuro, ma queste fino ad ora rimangono nelle intenzioni, quindi i prossimi anni ci diranno quanto si investirà sul futuro delle scuole dal punto di vista edilizio. Calcio eccellenza, tutti gli appuntamenti agonistici nel servizio di Carmelo Lentini. Sarà una giornata campale nel campionato di eccellenza Girone A, con diversi scontri, il cui esito potrebbe rimodellare l'attuale classifica generale. Iniziamo dalla gara che si disputa a Campofranco tra l'Acregas e il CUS Palermo. A conti fatti sembrerebbe uno scontro dal risultato scontato, ma attenzione all'orgoglio dei cussini che proprio in settimana hanno cambiato tecnico e venderanno cara la pelle. Ma l'attenzione generale è calamitata dal match del Valentino Mazzola, dove sarà di scena il capolista Dattilo contro la locale Sanghataldese. Una sorta di braccio di ferro tra le due squadre attrezzate per il salto di categoria. La compagine nissena ha un po' deluso le aspettative, ma il campionato è lungo e può succedere di tutto. Il Geraci ospita la Parmonval, mentre il Canicattì cerca gloria sul campo dell'Oratorio Marineo. L'altra agrigentina, la Provavara, a secco di punti da ben 3 gare, gioca a Mazzara, una gara molto rischiosa per il morale e la classifica. Se vogliamo sperare di arrivare a rubare qualche punticino alla squadra che ci sta davanti, è normale che dobbiamo pensare di doverle vincere quasi sempre. Quindi, oltretutto, l'obiettivo di questa società mi sembra che sia questo, ci dobbiamo sforzare per farlo. La partita si presenta non difficilissima, ma è chiaro che per noi sarà sempre la partita più importante, quella che andiamo a affrontare. Quindi per noi sottovalutare un avversario sarebbe un peccato veramente veniale, quindi non vale proprio la pena, perciò dobbiamo essere concentrati. Vedo che la squadra lo è abbastanza, io lo sono di conseguenza e non diversamente, perché sono loro che devono trascinarmi. Ho visto che hanno questa caratteristica di giocare sempre e io glielo sto cercando di imporlo più che posso. Ci dobbiamo anche divertire, non possiamo fare calcio soltanto con l'obiettivo a vincere, perché giocando a palla avvelenata prima o poi qualche intoppo ci può succedere. Noi dobbiamo sforzarci a giocare sempre. Che settimana è stata? La settimana è stata piacevole, io sono arrivato in mezzo a un mucchio di amici e quindi per me è stato divertente. Ho sottolineato 2 o 3 cose nella prima volta che ci siamo incontrati, come vedete continuano a esserci sempre delle situazioni che richiamano quello che vi ho detto io. Non voglio sottolineare perché penso che voi da giornalisti lo sapete meglio di me. Invece noi dobbiamo fare un calcio gioioso, un calcio divertente, siamo dilettanti, vogliamo tornare nei professionisti, quindi dobbiamo già da adesso cominciare a comportarci da tali, quindi da professionisti. Come è stato l'incontro con i giocatori? Ma i giocatori non lo so, forse perché mi conoscono magari non personalmente, ma dalle mie vicende vissute,
probabilmente sono stato accolto, è stato facile insomma, poi un po' di esperienza di spogliatoio ce l'ho, però i ragazzi sono stati disponibili al massimo, è stato veramente divertente cominciare con loro. Allora, questa partita l'abbiamo preparata come ogni altra partita perché noi siamo l'Agrogas e non possiamo sottovalutare nessuno, che ogni avversario che viene o che affrontiamo in trasferta cerca sempre di fare la partita della vita. Poi soprattutto se vogliamo recuperare punti rispetto al Dattilo dobbiamo vincere tutte le partite senza non sbagliare neanche un colpo. Qual è il vostro stato d'animo? Siamo stati sempre allegri perché alla fine non è successo niente di male. Il gruppo è uno dei gruppi più belli che abbia mai incontrato in uno spogliatoio, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. La differenza tra Mister Vullo e Mister Corrado Mutolo? Allora, per ora una differenza non la posso fare perché il Mister Vullo è arrivato da poco e quindi non abbiamo avuto l'opportunità di conoscerlo fino in fondo, quindi bisogna aspettare per avere un confronto tra i due mister. Adesso gli appuntamenti delle squadre agrigentine che militano in promozione. Gara di cartello al Ferdinando Lombardo tra le due capoliste del campionato di promozione, vale a dire Casteltermine e Folgore. Chi vince rimarrà da solo in vetta alla classifica e potrebbe dare una chiara svolta all'attuale torneo. Il Casteltermini di Pino La Bianca sta andando al di là delle più rosee aspettative e i propri tifosi sono pronti ad affollare le tribune dello stadio. Questa sfida ad alta quota verrà diretta da Cristian Romei di Sernia, coadiuvato dai guardialinee Dario Ricchiari e Salvatore Barbanera, entrambi di Palermo. Torna a giocare in casa, ma sul terreno di gioco di Raffadali, l'Empedoclina con la Mazzarese, mentre il Camarat andrà a fare visita al Partinica Audace. Gara importante ai fini della classifica tra l'Unitas Sciacca e la Nissa. I saccensi sono ad un punto dalla vetta e non intendono lasciarsi sfuggire la vittoria. Infine il Gattopardo di Palma di Montechiaro, che proviene da 2 vittorie consecutive, cercherà di sbancare il campo del Bagheria. Impresa difficile, ma non certo impossibile. Anche in prima categoria si prospetta una giornata molto calda. Su tutti il derby agrigentino tra l'Atletico Favara e Raffadali, entrambe all'inseguimento della battistrada Atletico Gorgonia, che non dovrebbe avere tanta difficoltà a superare il Branciforti. Giornata favorevole anche per la vicecapolista Gemini, che riceve la visita del Caltanissetta. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Ravanusa ospita al Saraceno la Barrese, mentre la Libertas Serracalmuto si reca ad Enna contro la locale Sant'Anna. Tornano invece in scena allo Sport Village di Agrigento i ragazzi di Peppe Castiglione, che per l'8ª giornata al campionato nazionale di Serie B di calcio a 5 affrontano la corazzata Pro Nissa. Match decisamente impegnativo, quello che attende i ragazzi della Valle Temple, che chiudono contro i nisseni il trittico che li ha visti contrapposti alle formazioni più accreditate dagli esperti al salto di categoria. Arbitreranno l'incontro Fabiano di Messina, Sfilio di Eciriale e Lopresti di Agrigento. Oggi e domani 23 e 24 novembre l'associazione Liberi di Crescere sarà presente ad Agrigento a Porta di Ponte. Si tratta di un'associazione che sostiene il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo, aiuta i piccoli in terapia e i loro familiari mettendo a disposizione casette arredate, li sostiene con psicologi, assistenti sociali, volontari, con una ludoteca attrezzata e da poco anche con un servizio di autonavetta. Con un piccolo contributo si potrà acquistare un presepe di cioccolato e far del bene. Ad Agrigento domani domenica 24 novembre l'associazione Filarmonica Santa Cecilia, presieduta da Giuseppe Montana Lampo, festeggerà la Santa Protettrice Santa Cecilia animando la messa delle ore 19 nella Basilica dell'Immacolata. Il coro dell'associazione seguirà la Missa De Angelis, antichissima composizione liturgica gregoriana risalente al periodo del Basso Medioevo, e altri canti dei massimi direttori della Cappella Sistina. Celebrerà la messa Don Giuseppe Pellitteri, che nel 1963 proprio all'Immacolata ha fondato lo storico coro. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.